Il Villalba per rimanere agganciato alla zona playoff. La Tor Tre Teste per fare 10 su 10. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al Ferraris. Va in scena la 10ª giornata del girone C. Punizione per il Villalba. Parte Abbondanza direttamente in porta. Buca Rinaldi e i padroni di casa si portano subito avanti a 1-0. Daiello vede il taglio di Moselli, eccolo servito Moselli col pallonetto. La Tor Tre Teste rimette tutto in equilibrio al 7º, è 1-1. Morciano si accentra, serve Moselli, lascia lì il pallone per Ragazzoni che con il destro buca Marini. La Tor Tre Teste ribalta tutto. Daiello prende il pallone al centro del campo, si mette in proprio ancora Daiello, nessuno lo ferma. Daiello va col mancino di un soffio fuori. Santarelli dalla destra calibra il cross palo, pallone rimane lì. Abbondanza col mancino. Rinaldi, quinto minuto sul cronometro della ripresa. Sebastiani in avanti, libera male la difesa del Villalba, poi Moselli, poi col tacco Ragazzoni, si porta avanti il pallone, supera il portiere e poi Farina sulla linea di porta, cala il tris. La Tor Tre Teste. Daiello avanza come sempre, palla al piede, segue ancora meravigliosamente il taglio dei suoi attaccanti. Coccia appena entrato, Coccia! Alessandro Coccia, sono 18 in stagione, 4-1. Portuondo 1-2 con Didonè, ancora Portuondo sterza dietro per Didonè. 5-1 per la Tor Tre Teste. Taffettani in avanti per Coccia, con l'esterno per Portuondo si libera anche dell'avversario, va col destro alto. Formica all'indietro da Marini, il passaggio è corto. Coccia con la porta sguarnita. Marini, cosa ha preso Marini? Punizione per il Villalba. Parte Santarelli e qui buca Rinaldi, è 5-2. Finisce qui. La Tor Tre Teste vince anche contro il Villalba.